Buongiorno a tutti amici da Napoli l'87 e Forza Naples. Parlo piano perché sono in un condominio, poi c'è mia moglie di là che dorme, se no arrivo mi chiama una pentola in capo e fa pure buono. Tanto non si è perso niente, fa bene a dormire, non si è perso niente, la mia moglie. Allora, parlando della partita, il primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, anche se siamo stati molto sciuponi, questo in tutta la partita. Allora, abbiamo avuto, diciamo, il primo tempo molto equilibrato perché abbiamo avuto due o tre palle gol a testa. Insigne, mamma mia, io che mo fa? Sto Insigne non segna, cioè stasera Callecon veramente ha corso per 4, tutta la partita ha corso Callecon e secondo me Callecon è stato il migliore anche questa sera. In tutte le partite, diciamo, precampionato, Callecon sta facendo vedere che è già in forma per poter iniziare il campionato. L'unico, a mio avviso, questa sera, perché poi il Napoli, cioè, ha giocato abbastanza bene anche Fabian Ruiz, qualcosina, ha fatto anche Fabian Ruiz al centrocampo, che mi è piaciuto. Anche Manolas, nonostante abbia fatto un paio di errori, però l'ha saputo rimediare. Diciamo, il Barcellona trova il primo gol con Bruschetta, il Napoli si fa trovare tutto arretrato, tutto schiacciato e lascia tirare a Busquets da fuori area e prendiamo il gol come al solito, a posto di andare uno in pressione e l'altro indietro, resta tutta schiacciata la difesa e lo facciamo tirare da fuori area. Il Napoli risponde con il gol di Callecon, appunto Callecon che sì, un po' di fortuna ha avuto sul rimballo, però diciamo poi cioè, tira in porta, si trova un TT nella traiettoria del pallone e fa l'autorete, anche un po' di fortuna sul gol, però il pallone andava in rete, poi se non andava in rete c'era Mertens sulla traiettoria, sicché una maniera o un'altra un gol si faceva, ma non è questo il punto. Allora, primo tempo, diciamo, abbiamo anche gestito meglio del Barcellona, abbiamo avuto più possesso palla, il Barcellona partiva un po' di contropiede, ha avuto qualche occasione con Griezmann, con Suarez. Noi abbiamo avuto l'occasione con Insigne, che Insigne, cioè Callecon, gli ha messo un pallone a Insigne, ma anche allo stesso Mertens, che si sono divorati i gol tutte e due. Nel secondo tempo cominciano ad esserci cambi, entra Verdi, entra Gaetano, entra Luperto al posto di Manolas e lì succede un casino in difesa, cioè non si capisce più niente quando entra Lupo Alberto al posto di Manolas, cambia totalmente la partita. Dall'altra parte esce Griezmann, entra Dembélé, allora anche Neto ha fatto del suo, da parte del Barcellona, ha fatto due o tre parate, però noi ce ne siamo mangiati veramente tanti di gol, ma tanti. Siamo stati troppo sciuponi, ma anche sulle azioni che magari non sbagliamo mai, sui tagli, il cross in mezzo di Callecon per Mertens che la butta sulla traversa, Insigne che tira di prima, subito, senza avere, cioè di fretta. Non eravamo, cioè non aspettava il pallone con tranquillità e tirava, no, andavano di fretta, si sbagliava, cioè l'ultimo passaggio, l'ultima azione, prima di arrivare al tiro si sbagliava. Allora, nel secondo tempo entra Milik. Milik ha subito due o tre occasioni che sbaglia tutto quanto. Addirittura, diciamo, l'ultima occasione a porta libera, senza un portiere, se tu fa per te Palum. Milik, ti voglio bene, Milik. Ma mi dispiace, o fai la riserva di qualche punta che il Napoli prenderà o te ne vai. O te ne vai. Ci serve una punta come Cardi e Ibra. Eh, lo so che mi direte, ma ora non parlo così perché ha sbagliato, è un amichevole. Ho capito, ma sapete che mancano 2 settimane all'inizio campionato e noi non ci possiamo presentare cioè in queste condizioni con una punta che non riesce a fare gol nemmeno a porta vuota. Cioè, nemmeno a porta vuota Milik è riuscito a fare gol. Con tutto che mi sono affezionato perché ha giocato al Napoli per 2 o 3 anni, però ci serve una punta che fa gol, una punta di razza, uno che la butta dentro l'avanti. Icardi secondo me sarebbe perfetto, nonostante ci abbia a Banda Negra come agente, ma ci serve un attaccante del genere al Napoli. E poi ovviamente James Rodriguez per fare il salto di qualità, altrimenti rischiamo anche il secondo posto, secondo me. Queste partite, diciamo, pre-campionato
ci stanno accedendo i giocatori, primo è il Liverpool e ora il Barcellona, e anche il Marsiglia, ci stanno accedendo tutti i giocatori. A Mario Rui hanno pigliato a calci, sto Firpo l'ha preso 2 o 3 volte a calci, poi ha preso a calci pure a Cosi, chi cacchio è? A Elmas, ha preso a calci anche a Elmas, è stato ammonito solo dopo 3-4 falli. Poi vabbè, quando è entrato Isai, non ne parliamo proprio, Isai. Alla prima che si trova faccia a faccia con Dembélé si caga a mani, sai. Si fa saltare, buttare il pallone alle spalle in velocità. Non ce la fa proprio. Ma dove va sto Isai? Cioè, non c'è il passo, cioè lo deve tirare per la maglia, se no se ne andava via, andava surissimo portiere. Cioè, meno male là l'ha graziato, gli ha dato solo l'ammonizione, secondo me anche per il fatto che a Firpo l'ha ammonito dopo 3-4 falli e secondo me ha voluto graziarlo, nonostante sì ci fosse Gulam indietro, ma era dall'altra parte proprio. Luperto e Maximovic sono scandalosi, sono scandalosi. Hanno rimasto tanti spazi per far tirare Rakitic per farlo fare il 2-1. Scandalosi, scandalosi. Poi nel finale Insigne che si mangia con appunto Milik a piette Palumbo, ma Royan. Direte questa è un'amichevole, non vi esaltate, non la prendete a male se perdiamo. Sì, ma come te senti, cioè, mancano 2 settimane all'inizio campionato, non è che siamo all'inizio come quando abbiamo giocato col Benevento le prime partite, siamo a 2 settimane dall'inizio di campionato. Ci servono subito i 2 acquisti che vogliamo, i 2 top player. Chi saranno? Zane, Ames, Rodriguez? Allora, secondo me il mio pensiero sarebbe prende Ames e uno tra Icardi e Ibrahimovic, ci serve una punta che fa gol, una punta che là avanti non sbaglio quei gol. Siamo con i gol che ha sbagliato Rick e Insigne saranno almeno 7 gol, sanno mangiati. Poco cinici, il Barcellona rispetto a noi ha avuto secondo me anche meno tiri in porta, anche Dembélé ha preso un palo, cioè siamo stati pure graziati in certe circostanze, ma come loro, perché cioè, un paio di gol ce li siamo mangiati a porta vuota, quello di Mertens, quello di Milik. Niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate. Io sono deluso di questa prestazione, mi aspettavo qualcosa di in più, anche a livello di difesa, cioè senza Manolas e Koulibaly le riserve stanno accese. Maximovic l'ho visto molto in difficoltà, in velocità è lento, molto lento. Ci serve un'altra riserva all'altezza, ci serviva anche un difensore centrale perché sa Koulibaly a Manolas piglio raffreddore, l'influenza, qualcosa, si infortuna, corner terra, ci serve un difensore che dia garanzia al reparto, non Maximovic e Luperto. Anche lì secondo me ci serviva un difensore centrale come una punta. Niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napolillo87. Buona giornata a tutti da Napolillo87, buonanotte a tutti e forza Napolès.